Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono le 7:30. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7:30 circa, venerdì 27 settembre. Chiedo scusa per le condizioni non ottime della voce, ma si fa quel che si può. Comunque venerdì 27 settembre e andiamo subito a ricordare il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, per gli appuntamenti della giornata, il palinsesto del giorno, ma vediamo subito anche l'agenzia ANSA che apre il suo primo piano di oggi con l'allarme rosso in Florida. L'uragano Helene investe lo Stato americano, 3 i morti, forti piogge, venti fino a 225 km all'ora, migliaia di famiglie senza elettricità. Un agghiacciante appello delle autorità ai residenti dello Stato. Non provate a sfidare madre natura. Chi non evacua scriva il suo nome sulle gambe, così le autorità hanno consigliato ai cittadini. Il no di Netanyahu alla tregua, gli Stati Uniti dicono aveva dato l'ok, missile dallo Yemen su Israele. Questa è un'altra novità di giornata. La RAI ha il suo nuovo consiglio di amministrazione, scontro nell'opposizione, Rossi sarà amministratore delegato, incognita Agnes alla presidenza della RAI. I nuovi componenti del CDA della RAI, poi lo vedremo. E ancora Roma-Bilbao, Europa League, finisce 1-1 nella prima giornata, meno reazioni ai vaccini, salgono i casi di morbillo, oltre 100 casi di polmonite e uno di encefalite legate al virus, e poi ancora arriva l'autobus a guida autonoma di Bus Italia, nuove tecnologie, presentato a Innotrans, si va avanti sull'intermodalità, scrive l'agenzia ANSA in home page. Sempre dall'home page dell'ANSA, la vedova di Steve Jobs, Lauryn Powell, è una delle armi segrete di Kamala Harris. Sono una capitalista, ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca, e credo nel libero mercato. Trump, io sono grande amico di Putin, Zelensky è pieno di soldi statunitensi, ha detto Donald Trump. La rilevazione demografica, Harris si rafforza, è avanti di 7 punti su Donald Trump, secondo alcuni sondaggi. Per la cronaca, la strage in famiglia a Nuoro, il 14enne superstite dice a casa urlavano tutti, le parole del sopravvissuto, 14enne unico sopravvissuto fingendosi morto, tra l'altro, lo ha raccontato lui stesso. Infine, per il dorso di politica interna, Mattarella a Berlino, sintonia fra Scholz e Meloni sui migranti, scrive ancora l'agenzia ANSA. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come sempre da Avvenire, il quotidiano cattolico, che mette in apertura il tema delle fratture d'Europa, secondo l'allarme lanciato da Papa Francesco dal Lussemburgo, un viaggio di Avvenire poi tra i nuovi muri interni eretti da 8 paesi europei. Dal Lussemburgo il Papa esprime preoccupazione per le fratture, le inimicizie che dilaniano anche l'Europa, da cui rischia di essere alimentata quella pericolosa sclerosi, ha detto Papa Francesco, che fa ammalare gravemente le nazioni, con il pericolo di rinnovare inutili stragi. Dall'Austria fino alla Grecia, in effetti, scrive Avvenire, tornano a essere costruiti muri e ai confini la normalità è diventato il respingimento dei migranti.
e a est c'è la guerra, nuove armi statunitensi all'Ucraina, a lungo raggio anche nuove minacce russe in risposta. In Libano tregua uccisa sul campo, ancora pesanti raid di Israele dopo un primo sì di Netanyahu al cessate il fuoco. Un vertice a Matera sulla demografia, diritti e lavoro nel manifesto del G7 della famiglia, famiglie stabili per uno Stato più sostenibile è il concetto al centro del documento sottoscritto dalle associazioni familiari dei paesi del G7 in vista del vertice tra i ministri per le pari opportunità dal 4 al 6 ottobre a Matera. Ma poi c'è l'altro tema, il referendum contro l'autonomia differenziata. I promotori hanno depositato in Cassazione 1.300.000 firme raccolte in piazza e online. Presenti a Piazza Cavour a Roma, tra gli altri, il segretario generale della CGIL, Landini, e i leader del cosiddetto Campo Largo, che però è andato in frantumi sulle nomine RAI. Intervista al presidente del comitato promotore, presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick. Dimissioni di giuristi esperti dal comitato sui LEP, quello presieduto dal professor Cassese, evidentemente in dissenso sul modo di procedere. È una reazione forte, le firme raccolte per il referendum contro l'autonomia differenziata, che dà fiducia alla gente, la gente ha capito i rischi derivanti dalla legge, dice ancora Flick a proposito del referendum sulle autonomie regionali. Infine colloquio Meloni-Scholz sui migranti, nel pacchetto flussi spunta la norma col giro di vite sulle navi delle ONG. Sulla questione del deposito in Cassazione di 1.300.000 firme per il referendum contro l'autonomia regionale differenziata si sofferma anche Danilo Paolini nel primo degli editoriali di Avvenire. Il deposito in Cassazione di 1.300.000 firme, lo sprint che martedì scorso ha portato al raggiungimento in poche ore di 500.000 firme per un altro referendum, quello sulla cittadinanza agli immigrati, denota un rinnovato fermento di partecipazione dal basso, seppur dietro la spinta di un grande sindacato, CGIL, e i partiti dell'opposizione. Ma si presta anche a riflessioni sugli strumenti della nostra democrazia, che la Costituzione ha disegnato come parlamentare. Il ricorso al referendum è un'arma di democrazia diretta. La possibilità di firmare online è una novità di appena 2 mesi fa e ha reso più agevole l'adesione, anche se è stato osservato che serve una certa motivazione, una qualche perizia digitale per destreggiarsi sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, e non tutti i quesiti raccolgono online lo stesso gradimento. Insomma, il raggiungimento della soglia minima di adesioni non è automatico grazie a internet. Far firmare per cittadini e promotori è diventato però più comodo. Questa comodità può contenere la tentazione di inflazionare l'iniziativa referendaria, un pericolo già avvertito in passato per ragioni diverse. Il pericolo, diciamo così, di esagerare con i referendum più facili da fare visto che si firma online. Passiamo al Corriere della Sera. L'apertura del Corriere è dedicata a Israele, che va avanti a combattere. Netanyahu boccia la proposta di tregua di Stati Uniti e Francia. Un raid a Beirut, ucciso il capo dei droni di Hezbollah. Ma c'è la foto del sindaco nero di New York, in prima pagina Eric Adams, democratico ed ex poliziotto, incriminato con 5 capi d'accusa per corruzione, fondi illegali dalla Turchia. Il sindaco di New York è indagato per corruzione. Sapevo che sarei diventato un bersaglio, dice lui. E poi ancora dal primo piano del Corriere della Sera, i 90 anni di Brigitte Bardot, domani il compleanno, e le condizioni cinesi per aprire la fabbrica Dongfeng, fabbrica di automobili in Italia. L'ipotesi, scrive Federico Fubini, di un progetto di investimento produttivo del costruttore automobilistico cinese Dongfeng in Italia è qualcosa di concreto. Tra Pechino e Roma ci sono stati contatti diretti, ma con i piani per crescere in Europa, paletti degli Stati Uniti sulle tecnologie. Le condizioni di Pechino poi le vediamo meglio, poste dalla Cina appunto per investire. In prima pagina sul Corriere della Sera poi c'è anche l'appello di Susanna Tamaro, appello proposta, salvare i ragazzi dalla dittatura degli algoritmi, e poi la nomina del nuovo consiglio di amministrazione RAI. L'opposizione si spacca, 5 Stelle e Verdi e Sinistra appoggiano le nomine,
ma non hanno espresso voti PD, Italia Viva e Azione. La Camera sceglie Federica Frangi per Fratelli d'Italia, Roberto Natale per Alleanza Verdi-Sinistra, al Senato Antonio Marano indicato dalla Lega e Alessandro Di Maio per il Movimento 5 Stelle. Infine Schlein e Conte, un idillio già finito, scrive ancora il Corriere della Sera in prima pagina, un'altra notizia politico-giudiziaria che riguarda l'ex presidente della Camera, la leghista Irene Pivetti, Ferrari vendute per finta, evasione fiscale, riciclaggio, 4 anni di condanna in primo grado per lei. Aldo Cazzullo riflette sullo strano paese che è l'America. La guerra nucleare è molto vicina, ma solo il 2% degli americani voterà pensando alla politica estera. Il 21% voterà per difendere la democrazia. Sono democratici convinti che Trump sia un pericolo per le istituzioni, ma la maggioranza relativa, il 41%, voterà pensando all'economia, perché l'America è la prima potenza economica mondiale, è una democrazia capitalista, si vota su prezzi, salari, occupazione, tasse, e Trump promette una bella sforbiciata alle tasse. Il 50% degli intervistati sostiene che Trump governerebbe l'economia meglio di Kamala Harris. Soltanto il 39% pensa il contrario. Il sondaggio è stato fatto dalla CNN, la rete dei progressisti. Non significa che Trump vincerà, significa che la partita è apertissima. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo d'apertura è dedicato alla legge Nordio, o meglio la riforma della giustizia, parte della riforma della giustizia, un effetto della quale è questo: la legge col buco, un indagato deve attendere 8 giorni, mi arrestate o no? Le faremo sapere la risposta dei tribunali intasati. A Perugia un manager pubblico è accusato di corruzione, viene sentito, ma nessuno gli dice se e quando il GIP lo mette dentro, così la mette il Fatto Quotidiano. I Verdi guerrafondai tedeschi, dopo gli elettori perdono 2 leader e i gruppi giovanili, è ciò che dovrebbe accadere anche al PD se non rinnega il bellicismo, la frase del giorno sopra la testata. Intanto il governo taglia il bonus edilizio usato anche da Giorgia Meloni, ristrutturazioni, dal 2025 è ridotto il credito del 50%, anche la Premier, come altri 10 milioni di italiani, ha usufruito dell'agevolazione istituita da Prodi nel 97, ma ha deciso di ridurla sulle prime case e eliminarla sulle seconde e le terze. Il piano di Zelensky, bocciato da Biden, Kiev, l'Ucraina contro la Cina, ci prova la Cina, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Il piano Zelensky non convince Biden, la Cina porta il suo piano su una possibile pace in Ucraina, tra Ucraina e Russia. Libano, già 1500 morti, titola ancora il Fatto Quotidiano, e poi le chiacchiere d'estate sullo Ius Schole. Forza Italia fa sparire la legge per la cittadinanza agli immigrati che frequentano 8 anni di scuola, fa sparire la legge tanto annunciata. Lollobrigida alla battaglia del grano senza grano né braccia, è il titolo del pezzo di Selvaggia Lucarelli, e poi l'articolo di fondo dove Marco Travaglio risponde sostanzialmente a Giuliano Ferrara, che ieri ha definito il Fatto Quotidiano un giornale di pura merda da 15 anni a questa parte, dopo che ha pubblicato alcune vignette di taglio antisemitismo, ispirazione omicida, 15 anni di pura merda, feccia antigiudaica, travaglio fascista di destra, diffamazioni, calunnie, oltraggi alla verità, caccia all'ebreo, bassifondi, schifo, russificazione, odio dal fiume al mare, vignette da Terzo Reich alla carbonara. Sono tutte espressioni che ha usato Giuliano Ferrara ieri sul Foglio. Abbiamo come il sospetto che Giuliano Ferrara non abbia apprezzato le vignette di Mannelli e Natangelo su Netanyahu e non ami neppure quello che chiama un fogliaccio, il Fatto Quotidiano, finanziato solo da chi lo legge. Avendone lui fondato uno finanziato da chi non lo legge, cioè da tutti, possiamo comprenderlo. Certo non ci metteremo a spiegargli le vignette, quando uno non capisce le battute c'è poco da fare, è come spiegare le barzellette al tonto della compagnia, quello che non ride. Lui poi è un finto tonto che fa il furbo, sa benissimo che il miglior antidoto all'antisemitismo è dire che se un ebreo è un serial killer,
La colpa è di quell'ebreo e di chi non lo ferma, non di tutti gli ebrei. Sa benissimo che Netanyahu ha sterminato più civili innocenti in un anno che l'OLP, Hamas e Hezbollah in 50, ma non vuole ammetterlo o non può. A noi piace ricordarlo in una precedente reincarnazione. Il Giuliano Ferrara, capogruppo del Partito Comunista Italiano a Torino, tutto che FIA e odio per Israele. Antisemita, direbbe oggi. Che il 19 settembre 1982, dopo la strage di palestinesi perpetrata a Shabra e Shatila da falangisti cristiani sotto gli occhi degli israeliani, si paracaduta Ferrara dell'epoca su piazza San Carlo, fin sotto il palco dell'orchestra di Luciano Berio che sta per esibirsi. Sudato e paonazzo, sbraita all'assessore alla cultura Giorgio Balmas: ferma tutto, dobbiamo denunciare i crimini di Israele e dedicare il concerto al popolo palestinese. Balmas tenta di spiegargli che è impossibile. Il concerto, ipersperimentale, è tutto calibrato al centesimo di secondo. 300 orchestrali sparsi per la piazza, trombettisti appesi alle finestre, Berio che dirige a distanza con speciali ricetrasmittenti. L'ossesso Ferrara si arrampica sul palo del palco, rischiando la catastrofe. Mostra i pugni, scalcia il suo incolpevole cane lupo. Poi corre da Berio che lo prende per matto e dà il via al concerto. Un funzionario sbotta: ma che vuole quello stronzo? Lui lo atterra con un pugno in faccia. Poi chiama un amico, cronista della Stampa, che l'indomani accusa Berio di avere rifiutato la dedica ai palestinesi perché sua moglie è ebrea. Chiede anche la testa di Balmas, che non si dimette. Allora mi dimetto io, tuona il compagno Fedain. Balmas, col suo comportamento stupido e immorale, lede la dignità democratica e antifascista di Torino, offendendo i martiri palestinesi. Così Giuliano Ferrara, 1982. Lascia il Partito Comunista, passa al Partito Socialista e da lì a Forza Italia. Nel frattempo fa pure la spia prezzolata della CIA ed è un peccato che oggi abbia smesso, perché le battute su Netanyahu potrebbero spiegargliele gli americani, scrive Marco Travaglio, rispondendo a Giuliano Ferrara. Andiamo però a vedere la prima pagina del Giornale. Il Giornale apre con la RAI, che spegne il campo largo. Nominati i vertici, l'opposizione va in pezzi, Alleanza Verdi Sinistra e 5 Stelle votano i loro, il PD non partecipa e poi attacca. Evasione fiscale, caso Ferrari alla Pivetti 4 anni, in taglio alto, e poi Pupi Avati che ricorda la radio. Porto in TV un secolo di radio e di passioni generate da questo straordinario mezzo. La radio, giusto appunto. Intervista al democratico Bonaccini, prima pagina sul Giornale. Basta veti anche su Renzi, bisogna allargare la base, campo largo, eccetera, eccetera. E poi la cosa di cui avevamo parlato qualche giorno fa, qui in prima pagina oggi sul Giornale, se ne occupa Felice Manti, ne abbiamo parlato in radio qualche giorno fa, appunto. Report rischia la condanna per le accuse a Giorgetti e Fontana. 2 processi in corso a Varese. C'è una ragionevole previsione di condanna per il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e il suo scudiero, Mottola, accusati di concorso in diffamazione aggravata in 2 processi in corso a Varese. Uno riguarda il ministro Giorgetti e l'altro la figlia del presidente della Lombardia, Fontana. Ci torniamo sopra dopo. Intanto il governo promette deficit ok nel 2026, le decisioni per la manovra finanziaria. L'Istat ha concluso la revisione dei conti, miglioramento sull'economia italiana, ma il problema sulle spese annuali rimane. Cessate il fuoco perché Israele non può accettare, lo spiega Fiamma Nierenstein sul Giornale. E con questo lasciamo anche la prima pagina del Giornale e andiamo a vedere l'apertura del Tempo di Roma. Il quotidiano Il Tempo apre con la questione RAI: la sinistra si spacca, il voto per Viale Mazzini disintegra l'alleanza fra Schlein e Conte, i 5 Stelle ora giocano in solitaria, il PD commenta: si sono venduti per poco. Poi c'è la questione degli spionaggi, il colloquio fra pubblici ministeri, dai tempi di Prodi con i dossier, l'antimafia fa politica, queste sono le parole conversando con un collega del magistrato oggi in pensione Laudati, che è uno degli indagati per la questione dello spionaggio. La conversazione con un collega, gli omissis, il dito puntato contro Melillo, che fu colui che succedette alla guida della Procura Nazionale Antimafia a Cafiero De Rao, che è diventato parlamentare dei 5 Stelle. Su Grasso e De Rao dice: sono finiti in Parlamento.
La difesa boomerang di Laudati è il titolo del commento del direttore Tommaso Cerno. Antonio Laudati si attacca al telefono appena saputo di essere finito al centro dell'inchiesta sui dossieraggi di Perugia, chiama i PM amici e inonda di mail i palazzi del potere. Lo fa ben sapendo di essere intercettato perché quel sistema esiste da tempo. Una specie di così fan tutti che si trasforma frase dopo frase in un aggravante e non certo in un attenuante per chi oggi è coinvolto nell'inchiesta spioni. Il fatto che dai tempi dell'affare Telecom nel 2006, quando al governo c'era Prodi, sotto accusa il faccendiere Igor Marini, qualcuno fra i magistrati sapeva e agiva, significa due cose, osserva il direttore del Tempo: che quel finale con un solo colpevole ebbe una trama diversa da quella che conosciamo e che in Italia si stavano mettendo le basi di un sistema di pre-indagine. Ci dice questo colloquio che serviva a spaventare la politica, a influenzare le decisioni, a condurre la giostra e che passava per la Direzione Nazionale Antimafia voluta da Falcone. Ci dice anche che non sarebbe una coincidenza che molti procuratori antimafia siano finiti in Parlamento e che esista davvero un antistato che tutto poteva immaginare tranne di finire sul banco degli imputati, come per fortuna è successo, scrive il direttore del Tempo di Roma, commentando la vicenda degli spionaggi. L'ex vicepresidente del CSM Vietti, intervistato, De Rao, indaga su Striano, proprio chi fino a ieri lo aveva sempre elogiato. È la Lega il partito più spiato. Come funzionava il sistema? Fino a 1000 accessi per un solo dossier. E sottolinea appunto il quotidiano romano: la Lega è il partito più spiato da questi accessi illegali, secondo la Procura di Perugia. Dei 172 fascicoli di spionaggio, 38 riguardano proprio il Carroccio. Poi lo vediamo meglio anche questo articolo. Nel frattempo, dalla prima pagina del Tempo di Roma, Meloni-Scholz, patto di ferro sui migranti, e Salvini che dice: se condannato per il processo Open Arms resterò al mio posto. E a chiudere, opera la vertebra sana a un avvocato, un chirurgo di Tiberia Hospital finisce a processo. Il caso alla clinica del gruppo GVM a Roma. Con questo lasciamo il Tempo, andiamo. No, Repubblica non possiamo vederla oggi perché, come qualcuno saprà, c'è uno sciopero in corso a Repubblica per una vicenda abbastanza pesante che il sindacato e i giornalisti di Repubblica hanno denunciato. La causa dello sciopero è l'Italian Tech Week, su cui apre oggi invece La Stampa, come vedremo tra poco, il giornale gemello di Repubblica. Repubblica non esce oggi e domani per 2 giorni di fila, lo ha deciso l'assemblea dei giornalisti dopo ore di discussione, 230 sì, 30 no, 15 astenuti, e che salta proprio a causa dell'Italian Tech Week, perché l'altro giorno Repubblica è uscita con un inserto di 100 pagine con articoli che sembravano giornalistici e in realtà molte aziende invece li avevano comprati, pagati. I lettori non erano consapevoli di leggere articoli che erano stati visionati, corretti, limati, aggiustati da uomini della società Exor, cioè dall'editore John Elkann. L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica così ha scelto di scioperare per protestare contro le gravi ingerenze nell'attività giornalistica da parte dell'editore, delle aziende a lui riconducibili e di altri soggetti privati in occasione dell'evento Italian Tech Week. Da tempo, hanno spiegato i giornalisti di Repubblica, denunciamo i tentativi di piegare colleghe e colleghi a pratiche lontane dalla corretta demagogia e dall'osservanza del contratto nazionale. La direzione ha il dovere di apportare ogni correttivo e presidio per rafforzare le strutture di protezione della confezione giornalistica di tutti i contenuti di Repubblica, il tema sul quale nei mesi scorsi è già stata votata sfiducia all'attuale direttore Molinari. Ci rivolgiamo anche all'editore e non padrone di Repubblica, scrivono i giornalisti, John Elkann, affinché abbia profondo rispetto della nostra dignità professionale e del valore del nostro giornale. Testata con una identità e una storia che non può essere calpestata. La democrazia che ogni giorno difendiamo sulle nostre pagine passa anche dal rispetto dei ruoli sul posto di lavoro. Ci appelliamo ai lettori, questa redazione non ha mai venduto l'anima e non sarà mai disposta a farlo.
In sostanza, l'inserto sembrava fatto di articoli giornalistici, ma erano stati comprati da aziende amiche dell'editore, John Elkann. Questo è il motivo dello sciopero a Repubblica. Ma diamo un'occhiata adesso alle altre prime pagine. Eravamo giusto arrivati alla prima pagina del Tempo, andiamo a vedere la prima pagina appunto della Stampa. Repubblica non esce, ma il gemello torinese sì. La Stampa apre proprio su questo, sulla Tech Week di Torino, dove tra l'altro l'editore chiamato in causa per aver fatto questa porcheria, secondo i giornalisti di Repubblica, cioè aver fatto passare articoli giornalistici, come giornalistici, articoli in realtà pagati da aziende amiche. Comunque, l'editore John Elkann a colloquio con Sam Altman, il Chief Executive Officer di ChatGPT. Rivoluzione intelligenza artificiale, alla Tech Week il dialogo tra Sam Altman e John Elkann. Così cambia il mondo. Un patto fra OpenAI e Jedi, così tutti i giornalisti verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. E tanti saluti, altro che lo sciopero di 2 giorni. Comunque, intelligenza artificiale, il mondo nuovo. A Torino i due imprenditori, Elkann e Altman, si confrontano sull'innovazione. Il progresso tecnologico aumenterà la qualità della vita, è la promessa dei due Chief Executive Officers, CEO. Per evolverci servono i cambiamenti e le persone di talento. Il voice mode, comandi vocali, è davvero molto interessante, mi sorprende per la velocità nell'utilizzo di questi strumenti e la facilità con cui si impara, ha detto il signor John Elkann, che ha aggiunto: Vento è il capitolo italiano di Exor Ventures, è nato per stimolare in Italia un processo di innovazione come nella Silicon Valley. Se non avremo energia decarbonizzata su vasta scala, non faremo progressi. Le persone vogliono che il mondo migliori e l'energia è essenziale. Tutte queste belle frasi. La ristrutturazione non è vero, semplicemente ci sono persone pronte a un nuovo capitolo della loro vita, cioè non si chiama ristrutturazione, licenziamento, si chiama capitolo nuovo della propria vita. La Ferrari è stata molto speciale per me visitare la Ferrari, dice ancora il signor Elkann, è un'azienda iconica. Sono rimasto colpito dalla combinazione di design, ingegneria, passione e storia. E via, diciamo, banalleggiando per 2 pagine intere della Stampa di oggi. Intanto, sempre dalla prima pagina della Stampa, il Papa Carlin Petrini, ti dico, un contadino guarirà il mondo, dice Papa Francesco al fondatore di Slow Food. Carlo Petrini, manovra la trattativa fra governo e banche, il contributo arriverà dai crediti fiscali. E poi, sempre dalla prima pagina della Stampa di Torino, c'è da segnalare anche la questione del voto in condotta, che favorirà, secondo il commentatore Matteo Lancini, l'abbandono scolastico, niente po' di meno. E con questo lasciamo la Stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, che apre con il trucco di Conte, ne parla Francesco Borgonovo, per sfangarla sul Covid. Ecco perché ha voluto entrare nell'organismo parlamentare. Come membro della commissione di indagine, Conte non può essere interrogato sul suo operato durante la pandemia, lockdown, zone rosse, appalti, eccetera. È un chiaro conflitto di interessi, ma per i 5 Stelle sembra normale. Vedi il caso di Cafiero De Rao. Così la verità. Il direttore Belpietro si occupa di immigrati fuori controllo, decine di casi ogni giorno, altro che percezione. Gli intellettuali che si accorgono che le pale eoliche sfregiano l'Italia soltanto se le piazzano a casa loro, scrive Mario Giordano in prima pagina. Per quanto concerne il pezzo di Belpietro sui crimini dei migranti e la Stampa che va in tilt, a pagina 3 basta sfogliare le pagine dei quotidiani, ogni giorno ci sono racconti di decine di aggressioni da parte di stranieri, la cui origine è spesso nascosta fra le righe. Eppure i progressisti e quegli stessi giornali negano il problema e anzi attaccano chi chiede sicurezza. Ma a pagina 13 c'è anche la questione appunto degli intellettuali contro le pale eoliche. Il green è molto chic, ma non deve toccare casa loro. I VIP sono in silenzio, mentre l'Italia viene sfregiata dai piloni in nome dell'ecologia. Per Orvieto, però, che è meta di viaggi raffinati, si scatenano gli intellettualoni italiani, da Chiara Valerio a Dacia Maraini, Tommaso Montanari, eccetera, eccetera. Sempre dalla Verità, a centropagina, a proposito di ambiente, ecologia, eccetera, automobile è frenata sulla CO2, scontro sul muro del 2035.
La Germania tiene il punto sull'addio al motore termico e apre a rivedere le tappe, però mezza Europa chiede il rinvio sulle emissioni. Un'intervista al ministro Urso: vogliamo cambiare anche le tasse sull'acciaio. Marcello Veneziani, che si occupa di riflettere sull'Occidente e la guerra. L'Occidente stia alla larga dalle due guerre mondiali, a pagina 1 e a pagina 17, la riflessione di Veneziani. L'inno all'Occidente è una chiamata alle armi. Ritenere speciali i nostri valori non significa dover imporli agli altri con violenza, altrimenti dal buon senso si arriva al conflitto mondiale, tra l'altro è totale, che nessuna autorità suprema, morale o politica, potrebbe fermare, che ci vedrebbe soli contro Mosca, Pechino e l'Islam. E dalla prima pagina della Verità di oggi vi segnalo anche il pezzo di Fabio Amendolara, che si occupa di nuovo degli Elkan, avvocati, segretarie, un marchese, la rete degli Elkan per l'eredità. Personaggi e interpreti nelle carte dell'indagine che ha portato a 74 milioni di sequestro, 75 quasi, mentre gli avvocati di famiglia frenano nell'impugnare il sequestro di 74,8 milioni di euro per evitare che al riesame arrivino documenti molto più sensibili di quelli circolati finora. Dalle carte dell'inchiesta sull'eredità Agnelli Elkann spunta la corte di avvocati, notai, segretarie che hanno aiutato i rampolli. Ci fermiamo per un minuto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30, su Radio Libertà, la tua radio. Sono le 8:01. Folks, we're going down to Memphis town. That's where the people smile on you all the while. Hospitality. Gently sway, all the fellas play real harmony. I never will forget the tune they call the Memphis Blues. Elaborate, Lou. We got a fiddler there that always slickens his hair, and the folks, he sure do pull a mean bow. And when Rieccoci in onda. Perché Memphis Blues? Perché oggi, il 27 settembre 1912, William Coleridge Handy, grandissimo musicista blues, il padre del blues, pubblicava questo celeberrimo pezzo, Memphis Blues, considerata da molti la prima canzone blues, qui interpretata tra gli altri anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, roba sopraffina, diciamo così. Ma intanto torniamo ai quotidiani di oggi, particolarmente alla prima pagina del quotidiano La Verità, che si occupa della vicenda indagine sugli agnelli, la corte che ha servito gli Elkann sull'eredità. Nelle carte dell'inchiesta non solo la galassia Agnelli, ma anche avvocati, notai, marchesi, segretari e faccendieri che si sono prestati per evitare che la successione venisse tassata in Italia. Sono intervenuti anche per modificare il libro di Marella e far figurare anche nel libro che lei risiedeva in Svizzera, il che era necessario per fare tutte le gabole successorie e per non pagare le tasse.
Accordi per l'intelligenza artificiale, il garante indaga su Rizzoli, Corriere della Sera e Gedi, abbiamo appena citato l'alleanza Gedi-OpenAI, il garante della privacy bastona Gedi, cioè la casa editrice dei già citati Agnelli Elkann, Repubblica, Stampa, Secolo XIX, eccetera, e Rizzoli, Corriere della Sera sull'intelligenza artificiale. Nel mirino del garante privacy gli accordi dei due colossi dell'editoria italiana proprio con OpenAI, che nel frattempo abbandona i propositi da ONG e punta al profitto. La mossa di Gedi e Rizzoli, Corriere della Sera, va nel senso opposto della battaglia condotta dal New York Times. La testata americana infatti ha assunto una posizione molto più battagliera rispetto all'intelligenza artificiale, mentre chiude dalla prima pagina della Verità Alessandro Rico, soltanto chiacchiere sui bambini, cavie per il gender. La politica si agita, ma alla fine domani il laboratorio dell'Università Roma 3 per bambini trans e gender creativi si terrà. Il Ministero valuta, la Regione Lazio interloquisce, il Garante Infanzia approfondisce, il Vicepresidente della Camera interroga. Sul caso del laboratorio per bambini, ma ci vuole l'asterisco, bambin asterisco trans e gender creative di Roma 3, la politica abbaia ma non morde e domani l'esperimento LGBT si svolgerà regolarmente, scrive La Verità. Vediamo anche la prima pagina di Libero. L'apertura sulla questione Rai, il pacco delle nomine, chi l'ha visto? Il PD disperso nella Rai, Schlein fregata dagli amici di Alleanza Verdi Sinistra e 5 Stelle. Il PD non va al summit per il nuovo CDA. Gli altri partiti di sinistra eleggono un loro uomo. Ciao Elli. C'è poi l'intervista a Massimo Moratti, bilanci, dati, troppe partite, com'è triste il nuovo calcio. Il delirio di Beppe Sala, piano verde che porta più smog, auto e moto al bando a Milano, un'intelligenza artificiale che diventa rossa, scrive Giovanni Sallusti, AI, Repubblica sarà la fonte dei personal computer del futuro, è la questione di cui parlavamo prima, il rapporto tra l'editore di Repubblica e la Stampa e OpenAI, l'accordo con Gedi, cioè con la casa Agnelli, se l'intelligenza artificiale la gestiscono a Repubblica, quale sarà il pensiero futuro? E sempre dalla prima pagina di Libero, il codice Rocco, interpretato, o meglio giudicato da un avvocato di lunghissimo corso, Raffaele Dalla Valle. Nessuno ha fatto meglio, dice Raffaele Della Valle intervistato da Pietro Senaldi. Il codice Rocco nessuno in 100 anni ha fatto di meglio. L'avvocato smonta chi a sinistra dice che il decreto sicurezza è autoritario. Le tracce di fascismo sono state tolte dalla Corte Costituzionale, ma l'impianto generale del codice Rocco, cioè il codice penale italiano, ha una perfezione giuridica insuperabile. La politica usi la ragione e non parli per slogan. Il testo di Rocco ha dei congegni ineccepibili e a livello lessicale è quasi inarrivabile. Il caso Salvini è un po' come processare per sequestro di persona qualcuno che non apre a chi gli suona il campanello. È la metafora molto, come dire, efficace che utilizza l'avvocato Della Valle. Non ti suonano al campanello, non apri, vieni imputato di sequestro di persona. E sempre dalla prima pagina di Libero, Antonio Socci, i papi ci stanno avvertendo, Satana non è una leggenda, le parole di Papa Bergoglio sul demonio, su Satana, che esiste come sottolinea in prima pagina su Libero Antonio Socci. A pagina 17 c'è la riflessione di Socci sulla questione del demonio, i papi ci stanno avvertendo, Satana non è una leggenda e l'Apocalisse nemmeno. Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio, gli ultimi pontefici hanno fatto tanti riferimenti all'esistenza del diavolo e a come possa mimetizzarsi in figure politiche reali. Intanto lasciamo anche Libero e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Foglio. New York è il posto in cui un sindaco accusato di corruzione viene indagato in silenzio e contestando reati certi. Poi invece c'è Genova, osserva Giuliano Ferrara, dove il sindaco è indagato, o meglio Genova, la Liguria, dove è indagato Totti in maniera del tutto diversa.
Le indagini in America vengono fatte in silenzio e contestando reati certi, in Italia no. Intanto, sempre dalla prima pagina del Foglio di oggi, Elon Musk e Giorgia Meloni, il romance di Musk a Roma, la intesa cordiale tra i due, diciamo così. È un peccato, scrive Mastro Ciliegia, cioè il vice direttore del Foglio Maurizio Crippa in prima pagina, che i colleghi di Repubblica fossero ieri ancora in sciopero per la nota vicenda dei contenuti giornalistici taroccati dall'editore non padrone, scrivono loro, relativi all'Italian Tech Week. La loro astensione toglie la possibilità di sapere cosa ne pensano a Repubblica dell'annuncio fatto in diretta dall'editore non padrone Elkan, che ieri ha chiacchierato con Sam Altman di aver fatto una partnership strategica con OpenAI per rendere accessibili agli utenti del chatbot i contenuti in lingua italiana delle testate del gruppo. Fortunatamente abbiamo la versione della stampa che non scioperava, una versione un tantino trionfale. Grazie al riconosciuto valore del giornalismo prodotto da Jedi, la collaborazione permetterà di migliorare la rilevanza e l'accesso ai prodotti di OpenAI, inclusi ChatGPT e il prototipo SearchGPT. Qualcosa di simile aveva già annunciato Rizzoli Corriere della Sera e non era successo nulla. Ma ieri si è ripreso dal letargo il garante per la protezione dei dati personali e ha annunciato di seguire con attenzione quegli accordi, seguito a ruota dal sindacato giornalisti, pronto a valutare l'adozione di più specifiche iniziative. Noi giornalisti in carne ed ossa, tranquilli, possiamo anche non scioperare, scrive Crippa. Vi segnalo infine l'Andreas Version di Andrea Marcenaro, la rubrichina che da tantissimi anni chiude la prima pagina del Foglio, curata appunto da Andrea Marcenaro. Continua a non succedere nulla. Nessuna casa di moda a Parigi come a Milano ha ancora messo in produzione un costume da bagno disegnato con i rombetti allungati della Kefia, sia rossa che nera, quella che indossava Giuliano Ferrara nell'82 come a Torino, come ricorda Travaglio. Peccato, andrebbe a ruba, scrive Marcenaro. Monta il casino anti-Israele nel Libano degli Hezbollah. Fossi a Beirut, mi preoccuperei del fatto che a Gerusalemme ancora non abbiano sodomizzato Netanyahu, né pare che possano. Venendo a noi, diamanti e rubini a sfare in casa Agnelli Elkan, 70 milioni di euro, 100, 130, robetta così. Se li regalavano a voce in Svizzera l'una con l'altro per non pagare le tasse in Italia e cercando di cucirli sopra il polsino come super nonno l'orologio. Ladruncoli così, sapete, gente che si infila 2 miliardi dentro al naso e tutti a dire ammazza che fighi. Questo sugli Agnelli, Elkan in prima pagina sul Foglio di oggi. Dal Foglio al Sole 24 Ore del gruppo della Confindustria, il giornale della Confindustria, che in primo piano oggi porta una notizia sulla Cina che prova a giocare l'asso per rilanciare l'economia con maxi aiuti fiscali. Dopo gli stimoli monetari dei giorni scorsi, il Politburo cinese ha annunciato l'arrivo di un corposo stimolo fiscale con l'obiettivo di crescere del 5%. Vola ancora la borsa, più 9,4% in settimana. E adesso vi segnalo una bellissima intervista che c'è sul quotidiano cattolico Avvenire, nella pagina di cultura, a una neuroscienziata e psicologa, Elizabeth Loftus, sul falso ricordo che poi genera la verità, un meccanismo che può modificare il comportamento delle persone con conseguenze reali, come è accaduto in numerosi casi giudiziari. Un ricordo falso genera poi una verità, anche giudiziaria. È molto interessante, poi vediamo di approfondirlo questa chiacchierata con la madre nobile delle neuroscienze della memoria, la dottoressa Elizabeth Loftus. A proposito di errori giudiziari, clamoroso errore in Giappone, dopo 56 anni nel braccio della morte è stato assolto. Hamada Iwao, 88 anni, era stato accusato di aver ucciso 4 persone. Ma le prove erano state fabbricate dalla polizia che voleva un colpevole.
È una storia della quale ci siamo occupati sotto le sue varianti diverse volte, è un po' la storia anche di Beniamino Zuncheddu, di cui abbiamo parlato poco fa, qualche giorno fa, col suo avvocato. Comunque questo è accaduto in Giappone a 88 anni, di cui 56 passati in cella in attesa di impiccagione. È stato scagionato dall'accusa di quadruplice omicidio. Dopo 56 anni, penso che sia record mondiale. Ma andiamo a vedere adesso i 3 articoli segnalabili per il sito di radiolibertà.net, il primo dei quali ha a che fare con gli spionaggi. Lo scrive Il Tempo di Roma: alla Lega il primato del partito più spiato, di 172 fascicoli, 38 riguardano il Carroccio. Il modus operandi aveva come obiettivo quello di indebolire la destra. Altri giornalisti coinvolti, oltre a quelli del quotidiano Il Domani, scrive Rita Cavallaro oggi su Il Tempo. Quei nomi, spulciati ossessivamente, setacciati con accessi abusivi plurimi e continuati, in modo da non farsi sfuggire l'alert di una segnalazione per operazione sospetta e perfino un controllo stradale. I nuovi atti della Procura di Perugia delineano il modus operandi che Pasquale Striano metteva in atto in quel verminaio dell'antimafia per trafugare documenti su politici di centrodestra e VIP e passarli agli amici giornalisti di Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, indagati in concorso con il finanziere Striano e con l'ex pubblico ministero Antonio Laudati, perché secondo gli inquirenti erano loro a chiedere le ricerche illecite sul sistema degli analisti per carpire dati riservati da trasformare in inchieste giornalistiche. In quelle migliaia di pagine, trasmesse dal procuratore Cantone alla commissione antimafia che indaga sullo scandalo dossieraggi, sono elencati tutti gli accessi abusivi che il capo degli spioni ha effettuato dal 2018 al 2022 su politici che nulla avevano a che fare con la mafia o il terrorismo, ma che sono finiti nel frullatore della centrale del dossieraggio nei momenti cruciali della vita democratica del paese. La Lega di Matteo Salvini è il partito più dossierato da quando ha attirato l'attenzione degli spioni con l'esploit alle elezioni del 2018. Dagli atti emerge che dei 172 bersagli esposti, 38 sono esponenti della Lega, oggetto di centinaia di intrusioni illecite al sistema analisti, dal quale il finanziere Striano ha scaricato una miriade di documenti riservati, inviati poi ai cronisti di Domani, il quotidiano che si è distinto per una campagna massiccia contro la Lega. Emerge un altro aspetto inquietante: si addensa l'ipotesi di un dossieraggio sul Carroccio. Un fascicolo sul partito di Salvini sarebbe rimasto alla Procura Nazionale Antimafia per diversi mesi, quando il capo era Federico Cafiero De Rao, nel periodo in cui il leader del Carroccio era ministro dell'interno del governo Conte I ed era finito nel mirino dei magistrati rossi per la politica dei porti chiusi agli immigrati. A ulteriore conferma la chat di Luca Palamara che, parlando col procuratore di Viterbo Auriemma, sottolineava di non vedere dove Salvini stesse sbagliando. Rispondeva che comunque però va attaccato. Insomma, un accerchiamento politico-giudiziario mediatico che l'ossessività delle intrusioni illecite degli spioni sembra rafforzare. Ora l'inchiesta prosegue nel massimo riserbo a caccia dei mandanti. Oltre alle centinaia di file inviati da Striano ai giornalisti del Domani, Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, che lavorava anche per il Fatto Quotidiano, ci sarebbero altri giornalisti della rete del finanziere Striano che hanno usato lo spione come fonte delle loro esclusive. A preoccupare gli investigatori ci sono poi 220.000 file scaricati dall'indagato e spariti nel nulla. Un pozzo senza fondo che il procuratore Cantone ha depositato al Tribunale del Riesame martedì, giorno in cui i giudici avrebbero dovuto esprimersi sulla richiesta della procura di arrestare Striano e Laudati sulla base del pericolo di inquinamento delle prove, ravvisato per tutti e due gli indagati, e della reiterazione del reato, ipotizzata per Striano, udienza rinviata al prossimo 12 novembre a seguito del deposito di quella mole di documenti che i giudici dovranno adesso vagliare. Insomma, alla Lega il primato del partito più spiato, scrive Il Tempo di Roma. Vi segnalo, a proposito di Lega e di giustizia e di politica, l'articolo di Felice Manti sul Giornale: Report rischia la condanna
contro Giorgetti e contro la figlia del presidente della Lombardia Fontana. C'è una ragionevole previsione di condanna per il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e il suo scudiero Giorgio Mottola, accusati di concorso in diffamazione aggravata in 2 processi in corso a Varese, chiesti e ottenuti dal ministro dell'economia Giorgetti e dalla consorte, dall'avvocato varesino Andrea Mascetti come parte civile e dall'avvocato Maria Cristina Fontana, figlia del governatore leghista della Lombardia Attilio. L'infelice sillogismo partorito dalla riforma della giustizia, firmata dall'ex ministro Cartabia, per giustificare la necessità di un dibattimento perché fondato, cioè la ragionevole previsione di condanna, sembra un oltraggio alla presunzione di innocenza. In realtà certifica che il processo a Report non è un assalto della destra al giornalismo sedicente di inchiesta. Il giudice di Varese, con 2 decisioni indipendenti, ha respinto la richiesta di non luogo a procedere presentata dai difensori dei giornalisti di Rai 3. 2 servizi di 4 anni fa, il 19 e il 26 ottobre del 2020, e si sono incardinati 2 procedimenti a distanza di 4 anni sostanzialmente. Un iter travagliato per colpa della competenza territoriale contesa tra Roma e Varese. Il ministro Giorgetti era stato dipinto come un politico spregiudicato, avvezzo a favorire indebitamente i propri amici e colleghi di partito, tra i cui l'avvocato varesino Mascetti, tirato in ballo anche in altre vicende. Mascetti, parte civile del processo, era stato a suo dire ingiustamente accostato a 2 vicende giudiziarie in cui non è mai stato coinvolto. E sempre a Varese, un altro giudice monocratico ha stabilito il rinvio a giudizio di Report per diffamazione, ma a carico di contro Maria Cristina Fontana, difesa da Fabio Schembri. Secondo la ricostruzione di Report sarebbe stata indebitamente favorita dal papà nei suoi incarichi professionali. Un conflitto di interessi per una professionista che in realtà lavorava per una società assicurativa alla quale l'azienda sociosanitaria territoriale si appoggia. L'abbiamo spiegata questa storia parlando proprio con la figlia del presidente Fontana l'altro giorno. Terza segnalazione, a proposito di giustizia e politica, la terza segnalazione dalla Verità di oggi. Sulla Verità, un magistrato, presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione, Pietro Dubolino, si occupa del processo a Salvini, processo Open Arms. I giudici vogliono gestire i confini ed è per questo che processano Salvini. Viene in mente ovviamente la metafora usata dall'avvocato Della Valle, no? Che abbiamo letto poco fa. Ti telefonano, ti citofonano, anzi se tu non li fai salire vieni indagato per sequestro di persone. È andata un po' così a Salvini con la nave Open Arms. Il procedimento in corso a Palermo osserva sulla Verità di oggi, a pagina 2, Pietro Dubolino, magistrato, ad avere una natura ideologica, ma non solo nel senso che intende delegittimare il leader leghista. L'obiettivo è più ambizioso: sottrarre alla politica il controllo delle frontiere. In un certo senso, scrive il magistrato Dubolino, presidente emerito appunto della Corte di Cassazione, presidente di sezione, in un certo senso hanno forse ragione coloro i quali negano che quello in corso a Palermo nei confronti di Salvini sia un processo politico. Salvini è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per non avere aderito, quando era ministro dell'Interno, alla richiesta di far sbarcare in un porto italiano un certo numero di migranti tratti in salvo al largo delle coste libiche dalla nave Open Arms battente bandiera spagnola. In effetti, se per politico si intende un processo in cui la finalità dell'accusa sia quella di far fuori per via giudiziaria un partito o un personaggio politicamente avversi, non può dirsi che questa sia la caratteristica del processo in questione, il che non vuol dire però, osserva Dubolino, che alla sua origine ci sia soltanto l'esistenza di una condotta costitutiva di un illecito penale per cui si debba procedere nei confronti di chi ne appaia responsabile. Vuol dire invece che la finalità del processo va ben oltre quella che potrebbe essere costituita dalla sola delegittimazione politica di Salvini per effetto della sua eventuale condanna, giacché il vero obiettivo è quello della pronuncia di una sentenza esemplare, dalla quale risulti che deve essere la magistratura, nelle sue varie articolazioni, penale, civile, amministrativa, e non il potere politico,
a dare le linee per la gestione dell'intero fenomeno dell'immigrazione in Italia da paesi extracomunitari. Insomma, i giudici processano Salvini non solo per un processo politico, ma perché vogliono, politicamente parlando, allargare ancora il raggio, cioè fare una sentenza esemplare per dire che bisogna sottrarre alla politica il controllo delle frontiere. Appare significativo al riguardo, osserva Dubolino, il fatto che nella vicenda che ha dato luogo al processo abbiano assunto rilievo due interventi della magistratura. Il primo è il provvedimento con cui, il 14 agosto 2019, il TAR del Lazio sospendeva l'efficacia del divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale italiano disposto dal Ministro dell'Interno nei confronti di Open Arms, in applicazione del decreto cosiddetto sicurezza bis del 19. Il secondo, l'intervento 20 agosto 2019 del procuratore di Agrigento che effettuava di sua iniziativa un'ispezione a bordo della nave, stazionante da alcuni giorni a ridosso di Lampedusa, e ne disponeva il sequestro preventivo in relazione all'ipotizzato reato di rifiuto d'atti d'ufficio a carico di pubblici ufficiali, indicati al momento come ignoti, che non avevano autorizzato lo sbarco dei migranti, sbarco che conseguentemente aveva luogo subito dopo. Entrambi questi interventi, sottolinea il magistrato Pietro Dubolino sulla Verità, al di là della loro formale legittimità, si fondano su di un'interpretazione dell'intero complesso delle norme, soprattutto internazionali, in materia di soccorso in mare, che si ritiene debba essere autoritativamente sovrapposta a quella eventualmente divergente delle autorità politico-amministrative preposte all'applicazione di queste norme. Il principio al quale si ispira questa interpretazione è quello per cui tutti coloro che sono messi in mare, che si sono messi in mare con l'intento di raggiungere l'Italia e l'intenzione di chiedere protezione internazionale, devono essere comunque accolti, tanto se l'abbiano raggiunta autonomamente quanto se siano stati presi a bordo di una qualsiasi nave intervenuta per soccorrerli. È il medesimo principio che ritroviamo all'origine della sistematica disapplicazione del decreto Cutro, finalizzato a rendere più facile e veloce il respingimento di migranti provenienti da uno dei paesi da ritenersi sicuri. E lo stesso è a dirsi con riguardo anche a talune incredibili decisioni della Corte di Cassazione, come quella che ha ritenuto non punibile per avere agito nel preteso esercizio di un dovere, cioè condurre in un luogo sicuro i migranti presi a bordo al largo della Libia, la nota capitana Carola Rackete, resasi responsabile di resistenza pubblico ufficiale per avere speronato, con la nave di cui era al comando, una motovedetta della Guardia di Finanza, che aveva cercato di impedirle l'ingresso nel porto di Lampedusa. Insomma, il discorso qui è molto ampio. I giudici vogliono gestire loro i confini. È per questo che processano Salvini. La natura del procedimento contro Salvini a Palermo è ideologica, ma non intende soltanto delegittimare Salvini. L'obiettivo è molto più ambizioso: sottrarre alla politica il controllo delle frontiere, scrive Pietro Dubolino a pagina 2 della Verità di oggi. Detto questo, vorrei tornare adesso a quel bell'articolo che vi dicevo prima sulla questione del falso ricordo, una questione molto rilevante sotto il profilo anche giudiziario, e ne parla Eugenio Giannetta a pagina 22 di Avvenire stamani con un'intervista alla psicologa Loftus. La dottoressa Elizabeth Loftus è la madre delle neuroscienze della memoria, esperta di falsi ricordi. Da decenni studia i modi in cui si formano ricordi di fatti mai accaduti e le tecniche per creare ricordi da zero. I falsi ricordi sono molto potenti e, oltre a rivelarci informazioni sul funzionamento della memoria, possono modificare il comportamento delle persone con conseguenze reali, come è accaduto in numerosi casi giudiziari. In occasione della 22esima edizione del Festival di divulgazione scientifica Bergamo Scienza, sabato 5 ottobre alle ore 17, la dottoressa Loftus terrà una lezione dal titolo L'illusione della memoria. Come nascono e che conseguenza hanno i falsi ricordi? Sabato 5 ottobre al Festival scientifico Bergamo Scienza. È a partire dal concetto di manipolazione dei ricordi che comincia l'intervista su Avvenire.
È emerso, spiega la dottoressa Loftus, che gli scienziati della memoria si sono resi conto che questa non funziona come un dispositivo di registrazione. Non basta registrare l'evento e poi riprodurlo. Il processo è più complesso. Quando cerchiamo di ricordare qualcosa, stiamo costruendo o ricostruendo un'esperienza. Quindi prendiamo pezzi di esperienza da tempi e luoghi diversi e li mettiamo insieme per produrre quello che sembra un ricordo. Quindi ci piace dire che la memoria è costruttiva o ricostruttiva. E una delle conseguenze di questo è che le cose che accadono dopo che un evento è completamente finito, cioè le suggestioni, la disinformazione, hanno anche il potenziale di contaminare la memoria, di cambiare i ricordi delle persone per le loro esperienze passate. Quando può essere manipolata la memoria? Quando una persona, dice la dottoressa Loftus, ha un'esperienza, quando per esempio assiste a un crimine o a un incidente stradale e in seguito viene esposta a informazioni fuorvianti. Potrebbe accadere quando parla con altri testimoni o quando viene interrogata da un investigatore che magari ha già un'ipotesi su ciò che potrebbe essere accaduto e può contaminare l'interrogatorio, più o meno inavvertitamente. Può accadere quando le persone sono esposte a copertura mediatica di qualche evento che hanno vissuto personalmente. Avviene quindi quando il potenziale di contaminazione è reale e nel mondo reale siamo esposti alla disinformazione regolarmente. Quale pericolo c'è nell'insinuazione di falsi ricordi? Se si tratta di un piccolo dettaglio che non ha importanza, no, ma a volte può avere molta importanza, quando ad esempio si tratta di un caso giudiziario e le false informazioni fanno credere a una persona che sia accaduto qualcosa che in realtà non è successo o che qualcuno abbia commesso un crimine quando non è così. È possibile distinguere un falso ricordo da un ricordo vero? Quando ascoltiamo qualcuno parlare della sua memoria, spesso ci crediamo perché viene espresso tutto con sicurezza, o perché ci sono dettagli, o perché vengono mostrate emozioni nel racconto della storia. Ma i falsi ricordi possono avere le stesse caratteristiche. Nel lavoro scientifico, dice la dottoressa Loftus, abbiamo scoperto che i falsi ricordi possono essere descritti con grande sicurezza, con molti dettagli e con altrettante emozioni. L'intervista prosegue, ma noi ci fermiamo un attimo qui. E poi apriamo la nostra conversazione del venerdì con il professor Fabrizio Pezzani da qui alle 9. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'influenza dell'ennesima perturbazione atlantica giunta nella giornata di ieri si fa ancora sentire, specialmente al nord. In mattinata piogge frequenti sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Liguria, sulla Lombardia e al nord-est. Sole prevalente altrove, ma con nubi in aumento al centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare in particolare Liguria, Lombardia e Triveneto, ma qualche pioggia sarà possibile anche in Toscana, meglio sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura.
Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. E rieccoci in onda, dovrebbe essere collegato con noi come tutti i venerdì più o meno a quest'ora il professor Fabrizio Pezzani, che ringrazio e che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, vorrei partire con te da un fatto sul quale ti sei soffermato di recente anche tu in particolare, per allargare un pochino il raggio però della nostra osservazione, anzi delle tue osservazioni anche sull'economia in senso più ampio. Il fatto specifico è la reazione molto dura che il governo tedesco ha messo in campo per fermare l'acquisizione di una banca, la seconda banca tedesca, la Commerzbank, da parte della Unicredit, sostanzialmente italiana, no? Ovvero stop, perché è un bene nazionale, dobbiamo proteggerlo. Il viceversa non è mai tanto accaduto, cioè l'Italia non ha mai protetto i propri beni dallo shopping da parte di aziende o stati esteri, e questo è un altro discorso. Ma c'è un'ulteriore suggestione che ti giro e poi ti lascio subito la parola, professore, per capire che tipo di economia abbiamo in Europa, alla luce anche di questo episodio, no? E che tipo di economia abbiamo in Italia e che stato di salute c'è nell'economia italiana e in quella dei paesi europei, che non mi sembra che godano di uno straordinario periodo di prosperità e di benessere, e che sono percorsi anche da tensioni politiche, le cui avvisaglie abbiamo visto anche nel voto in Germania, no? Con il voto dato a partiti chiaramente antisistema, da sinistra o da destra, AfD piuttosto che il nuovo partito di Sarah Wagenknecht in Germania. Ma dall'altra parte oggi c'è un articolo di Aldo Cazzullo in prima pagina sul Corriere della Sera che dice che in America, essendo un paese sostanzialmente capitalista, anzi una democrazia capitalista, lì in America si vota sui prezzi, sui salari, sull'occupazione, sulle tasse, sull'economia, insomma. Il 41% degli elettori voterà pensando all'economia, il 21% voterà per difendere la democrazia, cioè convinto che Trump rappresenti un pericolo. Però sostanzialmente, argomenta Cazzullo, lì si vota proprio per difendere il benessere economico. Il 50% degli intervistati, e il sondaggio lo ha fatto la CNN, cioè la rete progressista di sinistra, il 50% degli intervistati sostiene che Trump governerebbe l'economia meglio di Kamala Harris, e questo significa che la sfida è apertissima. E a me viene anche da domandarti a questo punto, oltre allo stato di salute della nostra economia e di quella europea, qual è lo stato di salute dell'economia americana, e se è vero che Trump potrebbe garantire meglio il benessere economico degli Stati Uniti. Troppa carne al fuoco per poco tempo, ma ti lascio subito la parola, professore. Allora, cominciamo dalla Commerzbank. Allora, l'operazione di Unicredito è un'operazione di investimento che è stata quantomeno ostacolata dal governo tedesco. Non so se potrà fare molto il governo tedesco, perché non è in una situazione di forza, è una situazione di debolezza interna, quindi hanno una fase di recessione, sono in difficoltà, il cancelliere, insomma il primo ministro Scholz non ha perso nelle ultime elezioni, ma in realtà è stata grazie al governatore del Länder, che ha detto votate per me e per Scholz, altrimenti io non mi ricandido, insomma, no? Ma non è in scadenza peraltro. Quindi lui ha mosso una notevole quantità di voti, e che ha consentito al partito di Scholz di arrivare al 30 e qualcosa per cento, ma non dimentichiamo che la destra, che aveva vinto nel precedente Länder, è comunque arrivata al 29 passo, quindi neanche un punto separano i due partiti, e questo segna comunque una vittoria del partito di Scholz, ma alcuni piccoli partiti per votare Scholz si sono immolati. I Verdi sono scomparsi, non hanno raggiunto una maggioranza del 5, eccetera, e quindi
questa situazione ha ridotto l'impatto ostativo del governo tedesco nei confronti dell'attacco, usiamo questo termine, di Unicredit a Commerzbank. E questo è un segnale di quale Europa vogliamo affrontare, perché quando l'Italia si trova ad acquisire posizioni estere, di fatto viene messa in una situazione di perdente. L'abbiamo visto drammaticamente, dobbiamo usare questo avverbio, con Stellantis. Quindi la Fiat, che noi abbiamo finanziato per anni infiniti con l'avvocato Agnelli, che diceva quello che va bene per la Fiat va bene anche per l'Italia. Sicuramente avevano assunto... Ecco, a proposito di Fiat, ti interrompo, professore, no? Perché una delle prime pagine di oggi, quella del quotidiano di famiglia, La Stampa, e non a caso l'altro invece quotidiano di famiglia, La Repubblica, è in sciopero perché è stato utilizzato come buca delle lettere e degli affari dell'editore John Elkann. I giornalisti sono entrati in sciopero perché l'inserto che avevano pubblicato sembrava fatto dai giornalisti, ma in realtà è stato comprato da aziende vicine alla Exor, all'editore John Elkann. John Elkann che apre oggi la prima pagina invece della Stampa, stringendo la mano a Sam Altman, il Chief Executive Officer di ChatGPT, e insomma si annuncia un mondo nuovo, come titola la Stampa. I due imprenditori si sono confrontati, Elkann e Altman, e il gruppo GEDI, il gruppo giornalistico, l'assettore giornalistico della famiglia Elkann-Agnelli, si integrerà sempre più con l'intelligenza artificiale, con ChatGPT. Ho la sensazione che questo che viene definito progresso tecnologico che aumenterà la qualità della vita sia invece denso di rischi, diciamo così, per chi lavora e per il mondo dell'informazione. Su questo poi ci riflette oggi il nostro direttore responsabile Sallusti su Libero, in prima pagina, l'abbiamo citato prima. Sono nuove frontiere non troppo rassicuranti, credo, per il mondo del lavoro e anche per quello delle professioni come quella giornalistica. Non ci vuole molto, insomma, a fare un giornale con l'intelligenza artificiale oggi. Si possono risparmiare tanti stipendi. Non ci vuole molto neanche a fare una tesi per uno che si deve laureare con l'intelligenza artificiale, e questo è un argomento importante che riserverei a un altro momento. Certo. Sicuramente l'intelligenza artificiale stanno sperimentando l'applicazione all'intelligenza artificiale dei circuiti neuronali. I circuiti neuronali sono quelli che presiedono all'elaborazione del pensiero, all'elaborazione delle idee, e quindi la spinta è di vedere se si riesce a creare un'intelligenza artificiale, fra virgolette, autonoma o relativamente autonoma. E questo è oggettivamente un pensiero così importante che la gente dovrebbe assimilare. Tornando al discorso di prima e a John Elkann, il quale di fatto ha ceduto la Fiat ai francesi. Ecco, è importante questo passaggio perché fa capire l'ostilità che noi abbiamo nell'andare all'estero e la facilità con cui gli altri invece vengono a casa nostra. Per cui di fatto noi siamo passati da una azienda automobilistica importante per il paese, al quale noi abbiamo dato una ingente quantità di risorse economiche e finanziarie, l'abbiamo aiutata in tutti i modi possibili, e adesso, guarda caso, l'azienda è Stellantis in Francia e uno degli azionisti di proprietà, guarda caso, è proprio il governo francese. No, non c'è il governo italiano, ma il governo francese. Allora è chiaro che questa situazione conferma, come dicevo, la prima considerazione è quindi che tipo di Europa noi pensiamo di avere se gli scontri sono a questo livello, insomma, e
non dimentichiamo tutte le altre aziende italiane, anche di notevoli dimensioni, che hanno portato la sede fiscale in Olanda, o addirittura come Stellantis e la Essor anche a Londra. Allora è chiaro che diventa poi difficile garantire occupazione, garantire posti di lavoro, garantire sussidi alla povertà, eccetera, quando una parte delle tue risorse finiscono all'estero, e quindi hai i lavoratori sì, ma le risorse finanziarie tramite le imposte finiscono all'estero. E questo è stato uno degli elementi che ha contribuito a mettere in ginocchio gli Stati Uniti, che hanno decentralizzato le loro residenze fiscali nelle isole Cayman e in alcuni stati assolutamente pirata come il Delaware. Allora, questa è la prima considerazione sulla Commerzbank, quindi sullo stato dell'Unione estremamente conflittuale, e questo fa venire in mente la proposta Draghi, che non considera minimamente questo stato di cose, per cui lui fa precipitare sull'Europa un disegno, un vestito che l'Europa non è in grado di indossare e non è nelle condizioni di farselo andare bene, insomma, no? Quindi questa è un'altra discrepanza forte, cioè l'idea di un modello di Europa per un'Europa che così non c'è, insomma, questa è la realtà. La seconda realtà è per certi versi più insidiosa, perché se noi andiamo a vedere i giochi della finanza, cosa vediamo? Che se prendiamo Commerzbank, se prendiamo Unicredito, se prendiamo Banca Intesa, vediamo che tra i primi 2 o 3 azionisti maggiori di queste 3 banche ci sono sempre inesorabilmente gli stessi soggetti, che sono fondi di investimento, fra virgolette, americani, che sono la BlackRock piuttosto che Vanguard, piuttosto che altri, eccetera, insomma, no? E questa presenza, fra virgolette, che diventa comunque una posizione di relativo controllo, non hanno la maggioranza, neanche quella relativa, ma comunque hanno un piede dentro e quindi possono dire qualcosa in merito alle politiche della banca. E questo è molto importante, perché ci fa vedere come la finanza progressivamente sia entrata nei meccanismi dei paesi in modo maggiore del nostro, perché noi non solo non abbiamo impedito che vengano da noi, ma abbiamo addirittura consegnato, come è stato nel 92 con il Britannia, le nostre imprese di Stato agli stranieri, quindi smantellando quella che una volta era l'Istituto di ricostruzione industriale, fatto addirittura sotto il periodo fascista, ed era governata da Romano Prodi, per cui lui, proprio Romano Prodi, Ciampi e Draghi andarono sul Panfilo Britannia a cedere le aziende di Stato italiane. Noi siamo riusciti comunque a resistere a queste ingerenze, però questo dimostra una cosa importante, e cioè che la finanza, così come è stata progressivamente creata, così come è stata progressivamente implementata, con un disegno di una lucidità spietata e continuo, ha progressivamente dal 1990, quando è caduto il muro di Berlino, quindi quando è caduta l'oppositore esterno che era il governo russo, ha cominciato a intraprendere una sua marcia verso il dominio dell'esercizio della finanza sulla politica. E questa è la realtà di fatto, perché la finanza, attraverso un gioco manipolativo e collusivo tra accademia, tra politica, accademia e finanza, ha consentito alla finanza di crescere indefinitamente e di fatto, con una collusione anche con l'accademia, ha consentito che i premi Nobel all'economia, che in realtà non sono premi Nobel
perché il premio Nobel all'economia è finanziato dalla Banca di Svezia, quindi viene chiamato Nobel, ma in realtà Nobel non si è mai sognato di indicare l'economia come premio di onore della Fondazione Nobel, insomma, no? Per cui in realtà questo processo ha consentito che dal 1991, quando è caduto il muro di Berlino, guarda caso, è proprio l'anno in cui si assegna il primo Nobel alla, fra virgolette, economia della Banca di Svezia, la vince un americano, Markowitz, e per tutti gli anni successivi praticamente l'assegnazione di questo titolo è stato dato a professori, tra virgolette, prevalentemente americani, che santificavano la finanza, cioè benedicendo la sua portata e soprattutto santificandola. E qui abbiamo avuto, a mio parere, una sorta di grande inganno, di truffa nei confronti di paesi ormai poveri di pensiero e di una politica che è in mano alle stesse forze della finanza, insomma. Quindi questo modello ha perpetrato un processo di conquista, fra virgolette, lento, continuo e inesorabile nei confronti dei centri di potere dei vari paesi. Sto parlando del mondo occidentale, non del mondo che non si configura come il mondo occidentale, e lì ha avuto e ha più difficoltà a entrare. E quindi in un certo senso anche questo scontro che si esegue in Ucraina rappresenta uno scontro fra due modelli socioculturali, al di là della guerra Russia-Ucraina. La Russia è legata alla Cina, è legata all'India, è legata al Brasile, è legata agli Emirati Arabi, all'Iran, all'Afghanistan, alla Turchia. Quindi sono tanti paesi che costituiscono ormai un'unità, tra virgolette, che si oppone ad un Occidente che mostra sempre più i segni di una debolezza che sta diventando molto pericolosa. Allora, tornando all'articolo di Cazzullo, lui dice che gli americani votano, questo per certi aspetti è vero, perché una cosa, è aumentata notevolmente la percentuale più del 50% degli americani che non credono più alle fake news o alle manipolazioni dei giornalisti, i quali parlano di cifre, parlano di cose che non sono assolutamente vere. Quindi il vero stato dell'economia degli Stati Uniti è uno stato di recessione, no? Per cui combattiamo l'inflazione, poi l'inflazione sta risalendo, eccetera. E quindi gran parte della, direi, classe media soprattutto, no? Non si fida più dei governi riguardo all'economia. Da questo punto di vista le proposte di Trump sono, fra virgolette, più interessanti di quella di Kamala Harris. In realtà di proposte lei non ne ha tante, perché lei l'unica cosa che può presentare è l'economia che si trova nella veste di Biden, quindi la situazione di disastro, fra virgolette, complessivo del paese è dovuta alle politiche degli ultimi 4 anni di Biden, poi evidentemente anche delle politiche precedenti. Però noi oggi abbiamo un paese in oggettiva difficoltà, al di là di quello che si dice, perché quando tu hai un debito di 35 mila miliardi, con interessi ogni anno di 1.000 miliardi e un PIL di 21.500 miliardi, il problema qual è? È che il tuo debito cresce con una percentuale superiore alla percentuale con cui cresce il tuo PIL, che sostanzialmente il processo si sta additando e abbiamo una fase di indebitamento crescente che non sono in grado di ridurre, non possono stampare carta moneta, ma
per la prima volta dopo tanti anni gli scambi commerciali svolti con monete locali e non col dollaro sono stati superiori. Quindi questo è un dato su cui riflettere, insomma, no? Quindi credo che chi guarda l'economia e pensa ad l'Harris diventa debole. Chi pensa a Trump può essere più vincente. Quindi oggi come oggi guardare l'economia e forse si guarda con maggiore attenzione a quella di Trump, perché in realtà non ha gestito in questi 4 anni, mentre la Harris ha gestito con Biden un'economia che è andata progressivamente indebolendosi. Questa è la realtà dei fatti. Sono aumentate i fallimenti, sono aumentate la chiusura delle aziende, è aumentata la disoccupazione, è aumentata la povertà, è aumentato il numero degli homeless. Quindi se andiamo a vedere complessivamente lo stato, fra virgolette, sociale degli Stati Uniti è in una forma di depressione, non dico di caduta libera, ma sicuramente negativo. Quindi anche parlare dell'America come grande democrazia, insomma, è una fake news, cioè la democrazia in America non è quella che si pensa, è una democrazia oligarchica, quindi non è una democrazia nel senso pieno del termine. Quindi 2 note della Commerzbank. Una, ripeto, è legata al fatto di ostilità reciproche all'interno dell'Europa che rendono difficile pensare a un'Europa unita e quindi confermano che l'analisi di Draghi è fatta per un'entità che non esiste. Secondo, che prendere atto che la finanza nel suo gioco lucido e perverso e il damnazio, no, sta lentamente prendendo i cordoni della borsa, i cordoni del comando, del potere, e quindi è una finanza che si esercita non tanto e non solo nella acquisizione o comunque nell'entrare in modo insidioso ma lucido nelle stanze dei poteri dei vari paesi, con qualche resistenza in più da qualche parte e con minori resistenze da noi che siamo sempre stati emarginati. E su questo vorrei ricordare la lotta inutile, purtroppo inutile, che è stata fatta per Fitto, il quale è vice segretario di secondo livello della Commissione europea, con deleghe estremamente ridotte, in una situazione di debolezza complessiva, perché ha un po' tutti contro, insomma, ha un affidamento sulla gestione del PNRR assieme al falco Dombrovskis, che non cessa mai di esprimere dei giudizi estremamente duri sul debito pubblico italiano. Quindi anche questa, fra virgolette, isolamento in cui noi ci siamo venuti a trovare con questa commissione von der Leyen, che rappresenta la von der Leyen, è di fatto uno strumento, è una cinghia di trasmissione. È una cinghia di trasmissione tra il Pentagono, diciamo in questi termini, ed l'Europa. Quindi lei esercita un dominio, fra virgolette, più forte della prima candidatura, perché prima aveva anche Breton, che era francese, con il quale si scontrava in modo importante. Però questa Europa ha sempre avuto dei soggetti di governo estremamente deboli e soggetti alle pressioni esterne. Insomma, ricordiamo tutti quelli che sono apparsi prima della Ursula von der Leyen, e non dimentichiamo che la Francia, oltre ad avere un vicepresidente importante, ha anche come presidente della BCE la Lagarde, che anche lei è francese. Quindi la Francia, nonostante la debolezza di Macron, nonostante la debolezza del paese, e che oggi sta vivendo una crisi di identità molto forte, è comunque riuscita
a mettere due punti importanti, uno nella gara c'era già e l'altro è questa, non mi ricordo come si chiama, ma è un commissario della commissione con una realtà di potere, insomma. Noi siamo deboli, invece in Europa siamo deboli perché non siamo rappresentati degnamente e non siamo stati messi in posizioni, fra virgolette, di vertice. Insomma, questa è una debolezza che poi si manifesta contro il Paese e l'abbiamo visto con Unicredito, l'abbiamo visto con Stellantis, l'abbiamo visto con... Quindi, Telecom. per concludere, cambia poco con Fitto vicepresidente. Non cambia nulla. La sostanza rimane quella che era Cambia. prima, diciamo così. La sostanza rimane quella, perché io ti faccio il vicepresidente di secondo livello, poi ti metto accanto un tutore che si chiama Dombrovskis, che è lì pronto a scavarti la fossa, e devi operare in una commissione dove tutti sono, fra virgolette, se non contrari, non sono dalla tua parte. Che cosa puoi fare? Fitto non ha una personalità e un ruolo tale da potersi imporre, nessuno ci riuscirebbe probabilmente, nessuno ci riuscirebbe a imporsi in un contesto dove complessivamente tutto ti è ostile, e quindi a partire dal Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Bene, professore, noi dobbiamo salutarci qua. Come al solito il tuo ragionamento è stato molto limpido e chiaro, magari ci mettiamo in cantiere una riflessione strutturale sulla questione dei rapporti tra economia e intelligenza artificiale, che è un tema, è un tema enorme ma interessantissimo. La prima pagina della Stampa di oggi è icastica da questo punto di vista, no? È un flash, è un'immagine che la dice lunga. John Elkann con Sam Altman. Ovvero la vecchia e la nuova frontiera di quel che rimane della nostra industria, Fiat, che non esiste più, e l'informazione, a confronto con quello che è appunto il tema dell'intelligenza artificiale, il futuro. Allora io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani, settimana prossima ci ritroviamo ancora a quest'ora, dalla settimana successiva... Ringrazio voi, ringrazio te Giulio e auguro a tutti un buon fine settimana. Grazie, dicevo dalla settimana successiva alla prossima, poi avremo una collocazione anche un pochino più ampia in termini di tempo per approfondire i fatti del giorno, magari dalle 10 alle 11 l'orario ipotizzato. Comunque poi ne riparleremo settimana prossima, intanto piccola pausa e qui Parlamento Camera tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Right now I'd like to play a couple of, shall we call them boogie woogies? My first boogie
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Qui Parlamento. E io do il benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera a Davide Bergamini, sindaco di Viganano Mainarda in quel di Ferrara e capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura alla Camera. Buongiorno Bergamini, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, oggi parliamo del lupo, ma non è una favola, mi permetta la battuta. Non c'è Cappuccetto Rosso, ma c'è il lupo, protagonista di una iniziativa che riguarda anche l'attualità parlamentare. In che senso? Ce lo spiega lei, naturalmente, visto che parliamo di agricoltura e parliamo anche di natura e di rapporto tra agricoltori e natura. Certo, la notizia diciamo che è emersa in questi giorni, che parte dall'Europa, quindi dal Comitato dei rappresentanti permanenti dell'UE, dove praticamente la maggioranza degli stati si è pronunciata a favore di declassificare il lupo da rigorosamente protetto a protetto. Questa ovviamente è una notizia che fa piacere anche all'Italia, fa piacere anche a noi come Lega, ma a fronte del fatto che numerosi allevatori, numerosi agricoltori ci hanno segnalato in questi anni un aumento crescente e la presenza sempre più importante del lupo all'interno dei nostri territori. Parliamo soprattutto dei territori appenninici, territori montani. Questo ovviamente a discapito degli allevatori, perché numerosi allevatori hanno avuto gravi problemi sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio di attacchi da parte dei lupi agli allevamenti, perché il lupo, se negli anni 70 era un esemplare in via di estinzione, poi la mancanza di gestione, perché bisogna dire che questo ovviamente è una carenza nella gestione, ha fatto in modo che si sia ovviamente sviluppato sempre di più, si è aumentata la presenza, anche è vero che si stima che dagli anni 70 ci sia stato un aumento di un 25-30%, quindi non parliamo più di specie che ha un problema di estinzione, parliamo invece di una specie che è molto presente all'interno dei nostri territori, a discapito ovviamente degli allevatori e a volte anche a discapito di qualche attacco, non dico gli umani, perché il lupo ovviamente ad oggi è ancora innocuo nei confronti degli umani, però ad esempio anche di animali domestici. Ci sono delle zone, per chi abita magari vicino a boschi, zone montane, le posso garantire che ci sono persone che hanno paura a tenere il cane fuori perché poi può esserci l'attacco del lupo. Questo ovviamente bisogna fare anche chiarezza, perché poi c'è qualcuno che strumentalizza dicendo ora andiamo fuori a sparare a tutti i lupi. Non sarà così, non funzionerà così. Questo però permette, in quei casi dove venga rilevata un'eccessiva presenza, una pericolosità a seguito magari di attacchi agli allevatori o attacchi che sono verificati in quei territori, permetterà ovviamente alle singole regioni di poter utilizzare i cacciatori come bioregolatori del territorio per mantenere una popolazione che sia congrua al territorio, proprio per fare una gestione che permetta di condividere e di convivere con il lupo, che non è che nessuno voglia andare in giro ad uccidere i lupi domani mattina, perché poi c'è chi strumentalizza questo discorso, però dà quell'arma in più ovviamente alle regioni e ai paesi di poter avere una regolamentazione della presenza di questo animale, che è un animale ovviamente selvatico e che se non gestito può creare problemi. Pronto? Ecco, mi permettevo di dire, onorevole Bergamini, questo consente una gestione più flessibile sia diciamo della specie dei lupi sia del loro rapporto con l'attività umana come l'allevamento sostanzialmente, no? Assolutamente sì, assolutamente. Ovviamente questa permetterà una gestione, permetterà anche in quei casi dove magari si verificano attacchi agli allevamenti, dove si verificano presenze troppo numerose di questo esemplare, permetterà ovviamente agli amministratori di poter decidere attraverso
i coadiutori, quindi sono dei cacciatori che vengono autorizzati per poter fare una gestione controllata, cioè non parliamo di uno sterminio, per cui c'è qualcuno che strumentalizza, dice qui si spara tutti i lupi, come la gestione del cinghiale, perché spesso anche sul cinghiale si è parlato di gestione controllata del cinghiale, dove lì oltretutto emerge un problema anche ben più grande, che è quello della peste suina africana, che ovviamente sta portando altri problemi di altra natura, però il contenimento della fauna selvatica nel confronto dell'agricoltura oggi è assolutamente necessario, perché non dimentichiamoci che gli animali selvatici creano tutti gli anni centinaia di migliaia di euro di danni agli agricoltori, che già magari sono penalizzati da un mercato che è molto severo nei loro confronti, una concorrenza reale a parte di prodotti stranieri, da parte di qualcuno che vuole imitare il nostro Made in Italy. Ci mettiamo anche una non gestione della fauna selvatica, capisce che diventa veramente difficile portare avanti un'attività agricola che oggi rappresenta comunque ancora una struttura importante del nostro paese, chi mantiene tradizioni, chi mantiene ovviamente le zone interne del nostro paese, perché io voglio sempre ricordare che se oggi abbiamo la possibilità di vivere zone interne del paese, zone di montagna, zone appenniniche, è proprio grazie agli agricoltori, però questi agricoltori poi, se non c'è una gestione anche della fauna selvatica, diventa per loro sempre più difficile portare avanti l'attività, diventa sempre più difficile ovviamente continuare a vivere in determinate zone, e qualcuno poi fa la scelta di dire basta, non ce la faccio più, smetto anche di fare l'allevatore. Questo ovviamente a discapito di tutta la filiera, a discapito del nostro agroalimentare italiano, quindi credo che una gestione oggi sia stata una presa di posizione corretta nel dire oggi non c'è più il pericolo di estinzione del lupo, ci sono esemplari che sono aumentati in numero considerevole su tutto il territorio nazionale, su tutto il territorio europeo, perché non è un problema solo italiano, ma è un problema diffuso in Europa, tant'è vero che solo 2 paesi si sono espressi sul voto, che sono la Spagna e adesso non ricordo l'altro, però sono solo 2 paesi che non si sono espressi, Spagna e Irlanda non hanno votato contro, e pertanto credo che questo favorirà sicuramente la possibilità di poter gestire senza dover per forza ogni volta trovare uno sbarramento, per cui c'è una parte che non vuole, ambientalisti, animalisti, però devono capire che non si tratta di andare fuori a sparare a tutti i lupi, ma si tratta di fare una gestione dove c'è la necessità di farlo. Io voglio anche ricordare a chi difende a spada tratta il lupo che dovremmo difendere a spada tratta anche il gregge di pecore che viene assalito dal lupo, perché la vita del lupo vale quanto quella delle pecore, non è che quella del lupo vale più o meno delle altre. Quindi spesso ci sono allevatori che sono veramente messi in forti difficoltà e trovano ovviamente gli animali morti al mattino perché sono stati preda di attacchi di lupi dove non c'è gestione. Allora, chiaro il discorso, onorevole Bergamini, io le rubo ancora qualche minuto però, perché oltre a questa questione c'è in corso in questi giorni, ancora per un paio di giorni, mi sembra, il G7 dell'agricoltura, no? A Siracusa. Esatto. E questo è un tema molto più generale, diciamo. Lì si è parlato anche di Piano Mattei in relazione proprio alla questione agricola. Cosa vuol dire? Lo ha riassunto così il ministro dell'agricoltura Lollobrigida: l'Europa si deve integrare col continente africano, con l'Africa, dobbiamo cooperare e rispondere alle esigenze delle nazioni africane di crescere in termini di autosufficienza alimentare, valorizzando la produzione agricola delle nazioni africane, attraverso la quale si crea lavoro e ricchezza, che, detto per inciso, sarebbe anche uno strumento forse per evitare il fenomeno da molti definito inevitabile anche delle migrazioni in qualche modo, no? Il tema è complicato, complesso, si allarga ad altre questioni, però voglio una sua opinione su questo Piano Mattei in agricoltura per l'Africa. Io guarda, sono stato al G7, oltretutto sono tornato mercoledì, sono stato 2 giorni a seguire poi i lavori del G7, che è stato un bellissimo evento, credo anche che possa sostenere quello che è la nostra agricoltura, che è un'eccellenza, come dicevo prima, nazionale. Il piano Mattei è sicuramente un piano positivo, perché comunque attraverso questa cooperazione internazionale si può lanciare un progetto dall'Italia per rafforzare appunto la cooperazione con i paesi africani, prestando attenzione all'agricoltura, perché l'agricoltura può proprio essere un sistema che portato all'interno del paese africano. Attraverso il piano Mattei si possono valorizzare le risorse all'interno del continente africano. Questo può far bene anche all'ambiente, perché comunque attraverso
le nostre conoscenze, attraverso le nostre capacità di fare agricoltura. All'interno dell'Africa ci sono territori che sono tranquillamente coltivabili, che oggi invece non sono sfruttati, quindi cercare di aumentare la produttività agricola in quelle zone, impiegando manodopera locale e ovviamente tecnologie e conoscenze nostre. Questo ovviamente, come diceva giustamente lei, farà in modo che ci siano posti di lavoro in Africa, ci sia la possibilità di aiutare anche quel paese ad autosostenersi, a produrre generi alimentari, a produrre generi agricoli che possono aiutare anche a contrastare quello che ovviamente sanno tutti è un problema anche della fame nel mondo in alcuni paesi africani, ma soprattutto anche trattenere le persone ed evitare che siano questi sbarchi poi incontrollati nel nostro paese, nel nostro continente, ma anche perché le persone poi all'interno del loro continente potranno imparare a lavorare, quindi ci sarà ovviamente la capacità di insegnare anche a svolgere una professione come quella dell'agricoltore sul proprio territorio, e favorendo anche ovviamente una crescita economica e nuove opportunità commerciali per il nostro paese, quindi diventa ovviamente una doppia misura, no? Che riesco a fare investimenti all'interno dei territori africani, quindi le nostre aziende possono investire, allo stesso tempo possono impiegare manodopera locale, cercare di portare anche benessere all'interno di questo continente ed evitare che le persone siano costrette poi a scappare, nella maggior parte dei casi, a volte affidandosi anche alla malavita locale, e poi vediamo quello che succede all'interno delle tragedie che succedono spesso in mare attraverso questi scaffisti che portano qui nel nostro paese persone con un'immigrazione incontrollata. Quindi credo che sia sicuramente positivo per l'Italia, sia positivo per l'Africa, perché avrà la possibilità di progredire, ovviamente anche di portare avanti tecniche di coltivazione che oggi non sono utilizzate. Ci sono aziende italiane che sono ovviamente già state interessate, quindi sono già state coinvolte. Ad esempio sono di Sarazzo, l'azienda Bonifiche Celaresi, che è un'azienda forte all'interno di tutto quello che è stato il discorso delle bonifiche nella nostra zona, che quindi ha forti conoscenze ed è già stata coinvolta anche per riuscire a rendere fertili diversi migliaia di ettari di terreno in alcuni stati africani, e da lì si può partire ovviamente poi creando coltivazioni, creando benessere, creando prodotti che possono ovviamente far bene alla nazione che li coltiva e possono portare uno sviluppo economico ovviamente sia al nostro paese, perché ovviamente portiamo investimenti e riusciamo a progredire anche a portare tecniche su altri paesi, ma soprattutto anche all'interno del paese stesso le persone avranno la possibilità di poter aumentare il loro livello economico, di poter aumentare i posti di lavoro e cercare di essere più autosufficienti quanto lo siano oggi. Bene, allora io ringrazio Davide Bergamini, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura. Grazie e buona fine settimana, onorevole Bergamini. Grazie a voi, come sempre. Buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Allora, torniamo adesso per pochi minuti che ci rimangono alle 9:30. Torniamo a quel bell'articolo che stavamo leggendo prima sulla questione delle memorie vere, false, il falso ricordo e il ricordo vero, che è una questione essenziale non solo nella vita comune, quotidiana, ma anche per quanto riguarda le questioni giudiziarie, come ben sappiamo. Quando ascoltiamo qualcuno che parla della sua memoria, spesso ci crediamo, dice in una bella intervista che vi segnalo su Avvenire a pagina 22, la dottoressa, la psicologa Elisabeth Loftus, che parlerà di questi temi a Bergamo all'edizione 22esima edizione del Festival di Divulgazione Scientifica Bergamo Scienza, sabato 5 ottobre prossimo alle ore 17, non questo sabato, quello della settimana dopo, alle ore 17 al Festival Bergamo Scienza. Un tema, quello affrontato dalla psicologa Elisabeth Loftus, interessantissimo. Quando ascoltiamo qualcuno parlare della sua memoria spesso ci crediamo, perché è espresso tutto con sicurezza, perché ci sono dettagli, perché vengono mostrate emozioni nel racconto della storia, ma tutte queste caratteristiche sono tipiche anche dei falsi ricordi. Come si controlla tutto questo? Ci sono molte questioni etiche che sorgono su questi temi della memoria, dice la professoressa Loftus.
Una delle cose che abbiamo dimostrato è che si può contaminare la memoria di qualcuno e forse permettergli di vivere una vita più sana e felice. In alcuni dei nostri lavori abbiamo dimostrato, per esempio, che se instilliamo un falso ricordo che da bambino ti sei ammalato mangiando un cibo che fa ingrassare, allora non sarai più interessato a mangiare quel cibo. Quindi forse si potrebbero usare alcune di queste tecniche per far sì che le persone abbiano un falso ricordo e permettere loro di avere conseguenze positive. Eticamente ci chiediamo, dovremmo farlo? Sarebbe una buona idea indurre le persone con falsi ricordi a mangiare meno cibi grassi? Un attimo soltanto, perché mi stanno segnalando che effettivamente non abbiamo la condivisione dello schermo, la avviamo subito. Mea culpa. Eccoci qua, eravamo all'articolo di Avvenire a pagina 22 e in effetti questo è il volto della psicologa Elizabeth Loftus, che sui temi della memoria fa un ragionamento interessantissimo. Mi scuso per la mancata condivisione in questi 2 minuti, adesso dovreste vedere anche voi questo articolo. Il tema interessante era instillare il falso ricordo per indurre a un comportamento positivo. Eticamente dovremmo farlo? Sarebbe una buona idea, per esempio, indurre le persone con falsi ricordi a mangiare meno cibi grassi, a bere meno alcolici? Non spetta a me, in quanto scienziato della memoria, a decidere, ma alla società. Dal punto di vista scientifico, però, crediamo sia importante conoscere la malleabilità dei ricordi per comprenderla e difendersi da essa, oppure per sfruttarne il potenziale. Per quanto riguarda invece il che fare per migliorare i ricordi, esistono molte tecniche che gli psicologi hanno sviluppato per consentire di ricordare meglio le cose. Se si incontra qualcuno e si vuole ricordare il suo nome, ci sono alcune cose che si possono fare per massimizzare la responsabilità, per massimizzare la possibilità di ricordare il nome di quella persona. Ad esempio, ripetere il nome ad alta voce, ma non solo. È possibile anche reprimere ricordi di eventi traumatici? Non c'è dubbio, possiamo dimenticare le cose e ricordarcele. Si possono perfino dimenticare cose molto sconvolgenti e ricordarle. Questo è un normale dimenticare e ricordare. Ma l'idea di una repressione mirata, che si possa prendere una collezione di traumi orribili, bandirla nell'inconscio dove è murata dal resto della vita mentale e che si debba andare lì e togliere questo velo di repressione, diventare consapevoli di queste esperienze in qualche modo nella loro forma incontaminata, per tutto questo non c'è alcun supporto scientifico credibile. Quindi credo sia triste il fatto che talvolta siano state perseguite persone o citate in giudizio in cause sulla base di questa ipotesi scientifica non supportata, cioè sulla base appunto del falso ricordo, che poi genera verità e anche conseguenze reali, come in numerosi casi giudiziari. Così oggi su Avvenire. Torniamo brevissimamente adesso a segnalare alcuni degli articoli della giornata di oggi, alcuni degli articoli principali della giornata di oggi, ci arriviamo subito. Un attimo soltanto, abbiamo citato Avvenire e da Avvenire vi cito su Cronaca di Milano il rush finale per la Grande Brera, la riapertura di Palazzo Citterio dopo tantissimi anni è confermata per il 7 dicembre prossimo. Resta un problema, se avete bisogno di un lavoro segnatevelo, 55 custodi per l'apertura della Grande Brera. Il problema è trovarli. Oggi tavolo in prefettura, previsto un biglietto unico, ancora allo studio tariffe e durata. Il nuovo logo sarà un ottagono che richiama i cortili storici. Si apre la Grande Brera che dopo decenni debutta. Al Parco Nord invece, sempre a Milano, arrivano i sensori per monitorare la salute degli alberi. Si chiamano Tree Talkers, invieranno dati in tempo reale. Il progetto, chiamato Rigenera Boschi, è ideato da Sorgenia in collaborazione con l'Università Statale di Milano e coinvolge in tutto 5 foreste in 6 regioni italiane, un'applicazione tecnologica sugli alberi. Del referendum contro l'autonomia non si occupa Avvenire invece nel dorso nazionale, la carica delle firme, 1.300.000 firme, 1.291.000 raccolte sulla piattaforma online, quasi 554.000 e nei banchetti in tutta Italia 737.000. Referendum contro l'autonomia.
fortemente voluto anche dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, presidente del Comitato Nazionale per l'abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È una reazione forte quella dei cittadini che dà fiducia, dice Flick oggi ad Avvenire. I tanti che hanno firmato mostrano di aver capito i rischi della legge. Sul referendum sull'autonomia si sofferma anche il Corriere della Sera, l'iniziativa delle opposizioni, dell'ACLI, della CGIL, ma secondo Calderoli questo quesito sarà giudicato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Il gelo tra Conte e Schlein davanti alla Cassazione, tra i due soltanto un rapido cenno di saluto, scrive il Corriere della Sera, che poi dà conto della lite Ferrara-Travaglio sulle vignette antisemite, di cui abbiamo già dato conto prima, e del doppio affondo di Salvini sull'Europa. Difende Orban e gli estremisti tedeschi, titola il Corriere della Sera. Cosa ha detto Matteo Salvini davanti ai corrispondenti della stampa estera? Se nei Länder di uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea, cioè la Germania, un terzo della popolazione esprime consenso per un'idea diversa da quella di sinistra, fatte salve alcune espressioni estremiste, non si può far finta di niente e dire che un terzo della popolazione è nazista. È qualcosa da considerare, non da isolare, con cui ragionare. Non si può far finta di niente, dice Matteo Salvini, parlando di Alternative für Deutschland e del suo successo in Sassonia, Turingia e Brandeburgo. È un altro segnale, scrive il Corriere della Sera, che il variegato arcipelago delle destre europee si riunisce. Il segretario della Lega ha assicurato la partecipazione al raduno di Pontida 6 ottobre prossimo del premier ungherese Orban e dell'olandese Wilders. Si sta lavorando per avere in collegamento la stessa Marine Le Pen. Parlando alla stampa estera, Salvini ha rimarcato che prima o poi con AfD o con Vox i popolari e il centrodestra un ragionamento dovranno farlo. Sull'alleato ungherese, conto che il semestre a guida ungherese, ha detto Salvini, porti concretezza, pragmatismo in un'Unione Europea che a volte parla di massimi sistemi. Mi spiace che alcuni paesi e alcuni ministri boicottino questo semestre. Mi sembra un'assoluta mancanza di rispetto. Può essere simpatico o antipatico, ma è un premier eletto di un paese che ha la presidenza del semestre europeo. C'è anche la questione Open Arms, il processo e la richiesta di condanna. Rimarrò in carica, qualunque sia la sentenza, che io mi auguro sia di assoluzione. Ritengo sia un processo politico istruito dalle parti politiche della sinistra, ma conto che un giudice indipendente arrivi a conseguenze che a me sembrano ovvie. Se così non fosse in primo grado, in Italia fortunatamente ci sono 3 gradi di giudizio. Se la sentenza fosse di condanna, sarò comunque in ufficio a occuparmi di alta velocità, anche se un po' incazzato, ha detto Salvini. Intanto Luca Toccalini, deputato, leader della Lega Giovani, ha deciso di presentare la candidatura a segretario della Lega Lombarda. Al congresso, a fine novembre, sfiderà il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, scrive il Corriere della Sera, dal quale vi segnalo anche un lungo articolo da New York per l'incriminazione per corruzione del sindaco Eric Adams, a 64 anni, sia un grattacielo in cambio di soldi, favori al governo turco, ma il sindaco democratico si dice innocente e parla di attacchi politici. Per l'accusa voli in business, hotel di lusso per $100.000 e a incastrarlo ci sarebbero degli SMS. Anche il Corriere della Sera si occupa del caso di Iwao Hakamada, classe 1936, il quale è stato scagionato dopo 56 anni di galera in attesa anche di esecuzione capitale. Un ex pugile finito nel braccio della morte. Ribaltata la sentenza, all'epoca confessò dopo un brutale interrogatorio, quindi non solo la memoria, ma anche le confessioni a volte sono false, il ruolo della sorella, la sorella che ha sempre creduto nella sua innocenza, così come la sorella e il fratello di Beniamino Zuncheddu, di cui abbiamo parlato in settimana col suo avvocato Mauro Trogu. Se non l'avete ancora comprato, comprate il libro edito da De Agostini, Io sono innocente. È una lettura che assolutamente va fatta. Un paio di pantaloni sporchi di sangue, una confessione forzata, scrive oggi il Corriere della Sera, contribuirono a mandare l'ex pugile Iwao Hakamada nel braccio della morte negli anni 60.
Oltre mezzo secolo dopo, 56 anni sono passati, il condannato a morte più longevo del mondo è stato dichiarato innocente. È stato assolto a 88 anni. Si chiude uno dei casi giudiziari più controversi della storia giapponese, che ha suscitato un vasto interesse pubblico. 500 persone si sono messe in fila per accaparrarsi un posto nell'aula del tribunale. Banzai, evviva, hanno esultato i suoi sostenitori, mentre veniva pronunciato il verdetto. La sentenza ribalta quella del 1968, quando Hakamada era stato dichiarato colpevole di aver ucciso il suo capo, la moglie e i loro 2 figli, adolescenti. Aver passato oltre metà della sua vita in attesa di essere impiccato, ingiustamente, ha avuto un impatto pesante sulla sua salute mentale. Non è neanche stato in grado di presenziare all'udienza che gli ha restituito la libertà. Per via delle sue condizioni di salute, nel 2014 gli era stato concesso di tornare a casa durante il nuovo processo aperto in quell'anno. Il sospetto era pesante, cioè che gli inquirenti avessero falsificato le prove. L'ex pugile era dipendente di un'azienda che produceva pasta di miso quando fu arrestato nel 66 per aver sterminato una famiglia. I 4 furono trovati morti con ferite da taglio nella loro casa, poi data alle fiamme. Incriminato per omicidio, rapina e incendio doloso, la sua condanna a morte era stata decisa sulla base di una sentenza per cui tracce di sangue su 5 indumenti erano stati trovati in una vasca di miso 14 mesi dopo l'omicidio e corrispondevano ai gruppi sanguigni delle vittime e dello stesso pugile. All'inizio l'ex pugile aveva confessato i delitti in seguito a quello che aveva descritto come un brutale interrogatorio di polizia, ma a processo si era dichiarato innocente. Adesso il giudice ha chiarito che la Corte non può accettare il fatto che la macchia di sangue sia rimasta rossastra se immersa nel miso per più di un anno. Le macchie di sangue sono state posizionate nella vasca dalle autorità inquirenti dopo un periodo di tempo considerevole dall'incidente, quindi hanno falsificato praticamente la scena. Gli inquirenti, la polizia, e lui non è colpevole. Il verdetto segna la fine di una lunga saga legale che ha attirato l'attenzione mondiale sul sistema giudiziario giapponese, definito sistema di giustizia degli ostaggi, con gli indagati che subiscono gravi abusi durante la custodia preventiva. Decisivo il ruolo della sorella maggiore, 91enne, che da sempre ha sostenuto l'innocenza del fratello. Questa è la storia che ha un risvolto positivo per quanto tragico. Perciò con questo fondamentalmente notizie positive chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Buona prosecuzione di ascolto e buona mattinata a tutti. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente Perché la terra dei chiacchi è la terra dei chiacchi. È giusto? Troppo giusto! Esatto. Avete ascoltato la rassegna stampa. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo